Siamo sulla terza dose, non sui tamponi agli immunizzati. Sarebbe dannoso per l'economia e controproducente per la campagna vaccinale. Così Fedriga al governo sulla stretta di Natale. Ha rifiutato il vaccino e ha contratto il Covid, non si immunizzerà. Il parroco di San Rodrigo di Sacile, Nave di Fontanafredda, si è scusato con i fedeli, ha detto che andrà a Meggiugorie per ritrovare se stesso e il Signore. Un incendio è divampato questo pomeriggio alla Faber, nella zona industriale del Cividalese. Il rogo ha interessato una parte del magazzino, numerosi i mezzi dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Sarà realizzata in piazzale 26 a Udine la prima piazzola ecologica richiesta dai privati. L'assessore Olivotto spiega soluzione complementare al porta a porta che può essere estesa ad altre aree cittadine, soprattutto del centro. Udinese in campo al Friuli nella vana attesa della Salernitana fermata dal Covid, nessun rinvio dalla Lega e quindi si va verso il 3-0 a tavolino per i bianconeri. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con le parole del Presidente della Regione Fedriga in vista della cabina di regia di giovedì, dalla quale potrebbero uscire ulteriori limitazioni per contrastare la pandemia. Bisogna puntare sulla terza dose e non sui tamponi agli immunizzati, ha detto Fedriga, sottolineando che creerebbero danni alle attività economiche e avrebbero anche effetti controproducenti sulla campagna vaccinale. Penso che oggi serva buonsenso, calma, non bisogna farsi prendere dal panico, con la consapevolezza però sia ben chiaro che dobbiamo proteggere il nostro paese e i nostri cittadini da aumento di contagi importante, soprattutto quelli legati alla variante Omicron che in altri paesi veramente si sta espandendo in modo esponenziale. Detto questo però non facciamo allarmismi, lavoriamo con il buon senso, i piedi per terra, non buttiamo la palla avanti perché non sappiamo dove arriva. Nessuna convocazione ancora da parte del governo alle regioni in vista del tavolo del 23 dicembre dal quale potrebbero arrivare limitazioni nel periodo delle festività. Tamponi e vaccinati per andare al ristorante e al teatro non soltanto mette in ginocchio questa attività ma anche rischia di mettere in crisi la campagna vaccinale. Ormai anche i dati che stiamo vedendo a livello internazionale, la terza dose protegge bene anche dalla variante Omicron. Vogliamo che la gente si vaccini o vogliamo che la gente faccia dei tamponi come quelli antigenici che oltretutto non ci danno sicurezze, voglio ricordare? No, dunque misure che non sarebbero facili da spiegare, poi la contrarietà del Presidente al Green Pass per i più piccoli, mentre la campagna vaccinale per le fasce di bambini è iniziata in salita. Sapevamo che sarebbe iniziata a rilento, vediamo come procederà. Sono convinto che con le spiegazioni che anche il mondo scientifico sta dando in questo periodo, con anche ormai non soltanto la fase 1, fase 2, fase 3, ma penso i 5 milioni di bambini vaccinati negli Stati Uniti, le migliaia vaccinate in Israele, hanno dato evidenza che il vaccino è sicuro. E intanto la prima fascia di contagio per quanto riguarda la nostra regione si conferma essere quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire c'è la fascia 40-49 anni con il 16%, poi il 15% per la 50-59 e la fascia 30-39 con il 14%. L'ultimo bollettino dice che sono stati 10 i decessi con Covid nelle ultime 24 ore in regione, di età compresa tra i 92 anni, una donna di Spilimbergo che è morta in ospedale, e i 58 anni, un uomo di Cervignano, anche lui morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 29, 299 pazienti curati in altri reparti, 515 nuovi contagi emersi da 6.355 tamponi molecolari e da oltre 16.000 test rapidi antigenici, 15 contagi tra i dipendenti delle aziende sanitarie e 3 fra gli operatori delle case di riposo, qui 2 gli ospiti infettati dal virus, sono quasi 7.800 infine le persone in isolamento. Ed è stata annullata la manifestazione di protesta contro il Green Pass prevista al varco 4 del porto di Trieste per il prossimo 23 dicembre. L'annuncio dell'appuntamento era circolato sui canali Telegram, in supporto si leggeva ai portuali. In un video invece Stefano Puzzer, leader della protesta contro il Green Pass, ha fatto sapere che l'evento è stato cancellato. Oggi scadeva il termine per presentare la documentazione per il personale della scuola che non è ancora in regola con la vaccinazione. Dai primi dati emergono pochi casi di sospensione, ma un quadro completo si avrà solo dopo le vacanze di Natale.
Per ora nessun dramma a scuola a causa del personale non vaccinato. I primi dati forniti dai dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza dei 5 giorni prevista per produrre la documentazione per mettersi in regola, sono bassi. La conferma arriva anche dall'Associazione Nazionale Presidi Regionale guidata da Teresa Tassanviol, che fotografa una situazione di irregolarità con 1 o 2 decreti di sospensione per istituto. In altre situazioni è stata presentata la prenotazione al vaccino per gennaio. Tuttavia i veri numeri potranno emergere solo dopo le vacanze di Natale, visto che chi non vuole ricorrere al vaccino in questo periodo sta approfittando di ferie, aspettativa o è in malattia. In questo caso il Ministero dell'Istruzione ha diramato una nota chiedendo ai presidi di inviare anche a queste persone l'invito a regolarizzarsi. Ma per Tassanviol il rischio è che si incorra in poca sensibilità nei confronti di persone realmente ammalate. La numero 1 dei presidi friulani si augura che la quota di vaccinati aumenti nel periodo natalizio, anche come atto di responsabilità di chi ha scelto di insegnare come professione. Resta comunque forte il problema del reperimento dei supplenti per sostituire chi sarà sospeso. La carenza dei docenti riguarda in particolare scuole dell'infanzia, primarie e medie. Don Lelio, parroco di San Odorico di Sacile, nave di Fontanafredda, dopo essersi rifiutato di vaccinarsi ha contratto il Covid, è ancora positivo e scaduto il Green Pass, ha già detto che non si immunizzerà, ha chiesto scusa ai fedeli, a fine mese partirà alla volta di Meggiugorje, ha detto, per ritrovare se stesso e il Signore. Io non sono convinto del vaccino. Pentito sì, ma non del tutto. Don Lelio Grappasonno, parroco di Santo Dorico di Sacile di nave di Fontanafredda, dopo aver contratto il Covid-19 da Novax convinto, ha chiesto scusa ai fedeli rivolgendo loro una lettera. Mi sono scusato perché tanta gente era contro di me perché ero contro il vaccino. Si sono dimostrate alcune persone molto violente con me, con le parole, con i fatti. Ma per quanto riguarda il coronavirus, nessun passo indietro, di vaccinarsi non vuole proprio saperne. Arriverà il momento in cui per essere pastore devo vaccinarmi, ma io non lo farò. Nei giorni scorsi Don Lelio, dopo essersi sentito con il vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, ha deciso di lasciare momentaneamente l'Italia e il suo incarico. Partirà a fine dicembre. Il vescovo, dopo un dialogo molto bello, molto intenso, ci siamo abbracciati, mi ha detto rilassati, vai via e mando un amministratore. Resterà via almeno 6 mesi, ovvero per tutta la durata della validità del suo Green Pass. Un po' di tempo per ordinare dentro di me, per trovare l'equilibrio e per pensare a essere pastore libero. Forse vado a Meggiugorje a ritrovare me stesso e avere un contatto più intenso con il Signore. Incendio questo pomeriggio alla Faber nella zona industriale del Cividalese, rogo interessato una parte del magazzino. Ci colleghiamo sul posto in diretta con Paola Treppo. Sì, eccoci, siamo all'esterno della Faber, nella zona industriale del Cividalese, nel territorio del comune di Moimaco. I vigili del fuoco con più squadre stanno intervenendo in quella che è l'area del magazzino. Si tratta di una fabbrica che si occupa di produzione di bombole d'acciaio che poi vengono utilizzate come contenitori di gas, di vari tipi di gas. Per cause in corso di accertamento ancora non lo sappiamo, si è verificato un problema, pare naturalmente il condizionale d'obbligo nella parte del forno, non ne siamo ancora certi. Sul posto sono intervenuti più mezzi dei vigili del fuoco, come dicevo prima, 2 mezzi sono giunti dal comando di Gorizia, 2 mezzi sono giunti dal comando di Udine, in appoggio anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo per contenere naturalmente sul nascere questo incendio che naturalmente, se non controllato, poteva estendersi anche ad altre parti di questa importante azienda che si trova appunto in via dell'Artigianato. Abbiamo provato anche a contattare i responsabili, in questo momento sono tutti impegnati, insomma nessuno è rimasto ferito sul posto. Ci sono anche i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. La zona è coperta da una vasta siepe, il complesso della fabbrica è molto grande e i pompieri lavoreranno ancora per diverso tempo e insomma la situazione pare essere già sotto controllo. E allora qui dalla zona industriale del Cividalese è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Paola Trepo. E i pompieri di Tarvisio con quelli di Moggio Udinese sono intervenuti nel pomeriggio, nella mattina di oggi, lungo la statale 13 Pontebana, all'altezza di Dogna, per un camion che per cause da accertare, comunque accidentali, ha preso fuoco nella parte della cabina. Il conducente è riuscito comunque a mettersi in salvo per tempo uscendo dall'abitacolo. Paura per il rinvenimento nel tardo pomeriggio di ieri di una bottiglia Molotov trovata parzialmente combusta nell'ascensore di una palazzina di Viale 24 Maggio a Gorizia. Le fiamme hanno annerito gli interni dell'impianto, ma nessuno è rimasto ferito, e dopo l'allarme lanciato dai condomini sono intervenuti gli agenti della questura di Gorizia. La bottiglia è stata sequestrata e sono state avviate indagini. Pare si tratti di un atto vandalico, non di un gesto di altra matrice. Un imprenditore della montagna friulana ha patteggiato 1 anno di reclusione al Tribunale di Udine. Lo scorso anno un suo dipendente era stato vittima di un infortunio mortale mentre lavorava da un pezzo sugli alberi schiantati dalla tempesta Vaia. Era accusato di omicidio colposo per la morte di Vittorio Dorigo, il boscaiolo di 55 anni, suo dipendente, travolto e ucciso da una ceppaia lo scorso anno ad Ampezzo. Il 55enne Franco Doriguzzi Breatta, presidente del CDA della Danta Legnami e Biomasse SRL, con sede a Verzegnis, ha patteggiato 1 anno di reclusione, pena sospesa, davanti al GUP del Tribunale di Udine Carlotta Silva, dopo la presentazione dei bonifici di risarcimento alla famiglia della vittima. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio del 7 luglio 2020. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, Dorigo stava lavorando su alcuni alberi schiantati nel 2018 dalla tempesta Vaia in località Montepura. In particolare, l'uomo stava tagliando con la motosega un tronco di faggio caduto da una ceppaia. Questa, non messa in sicurezza con sistemi di trattenuta, ha ceduto e travolto il boscaiolo che si trovava a valle della massa di legname. La ceppaia ha compresso e sfondato il torace di Dorigo, provocandone la morte. Quale datore di lavoro, Doriguzzi Breatta era stato imputato di aver redatto un documento della valutazione dei rischi senza tener conto dei pericoli derivanti dalle operazioni su piante colpite da tempesta e di non aver fornito ai lavoratori un'adeguata formazione sulle procedure da adottare in queste particolari situazioni. E sempre in Tribunale Udine, nuova udienza nel processo per maltrattamenti nei confronti di alcuni ospiti della sede tolmezzina della comunità Pier Giorgio. Davanti al giudice hanno deposto 2 dei 3 imputati. La sede tolmezzina della comunità Pier Giorgio non era adatta a ospitare persone con problemi di comportamento e ai dipendenti non erano mai state date direttive su come intervenire durante gli accessi di violenza degli ospiti. È quanto hanno sostenuto davanti al giudice del Tribunale di Udine, Daniele Faleschini Barnaba, il 43enne Nevio Adami e la 57enne Marta Martinis, accusati di maltrattamenti su alcuni utenti della struttura tra il 2008 e il 2015. Adami ha negato di aver usato violenza sugli assistiti e di essere intervenuto solo per contenerli durante gli accessi di ira. L'ex dipendente della comunità ha poi affermato che la sede di Caneva era strutturalmente pensata per le persone con disabilità fisica e non per quelle con problemi comportamentali, arrivate a essere col tempo circa 1/3 delle persone seguite. Adami ha infine lamentato di non aver ricevuto dalla Onlus alcuna direttiva, nonostante l'avesse chiesta a voce in più di un'occasione. Una situazione confermata anche da Martinis, che ha negato ogni addebito. La prossima udienza è prevista per l'inizio di marzo. Si presentano a casa di un'anziana con un panettone per promuovere un'iniziativa benefica, ma sono ladri e la derubano dei suoi risparmi. Attenzione alla truffa del panettone. Dopo il raggiro della stella di Natale, messa a segno a inizio dicembre, a comiglianza ai danni di una persona anziana, i malviventi hanno colpito nella zona di Aquileia e a finire nel mirino è sempre stata una donna che vive sola di poco più di 80 anni di età. Intorno a mezzogiorno ha sentito il campanello suonare e ha raggiunto l'uscio. Le si sono presentati 2 giovani con un panettone e altri generi alimentari natalizi, confezionati in un pacco con un nastro rosso. Le hanno detto di trattarsi di un'iniziativa benefica legata all'avvento, cui poteva aderire a fronte di un pagamento, tipo offerta, di circa 50 euro. La pensionata di buon cuore ha accettato, ha raggiunto la camera da letto dove custodiva il denaro e ha preso il contante. Nel frattempo, uno dei 2 giovani ha frugato velocemente
velocemente nelle altre stanze della casa e ha trovato altro denaro in contanti, circa 600 euro. Arraffati i soldi, consegnato il panettone, i due hanno salutato frettolosamente, se ne sono andati facendo perdere le loro tracce. Solo in un secondo momento la pensionata si è accorta di essere stata raggirata e derubata e ha chiamato i parenti spiegando quello che era successo. Furto in un'azienda vitivinicola nel Palmarino nel corso del fine settimana. I ladri si sono guadagnati l'ingresso nella sede della ditta forzando una porta sul retro e sono passati nel magazzino impossessandosi di diverse casse di vino pronte per la spedizione e la vendita al dettaglio e hanno rubato bottiglie per alcune migliaia di euro di valore. Due colpi importanti sono stati messi a segno nelle ultime ore tra Remanzacco e Premariacco in due abitazioni private. In entrambi i casi i ladri sono entrati da una finestra, hanno trovato in una casa monili in oro e preziosi per circa 15.000 euro e sono spariti senza lasciare alcuna traccia. A Premariacco hanno rubato anche orologi di marca per un valore di oltre 12.000 euro. Il Tribunale di Udine ha condannato a 7 anni e 6 mesi e a 2 anni e 9 mesi due uomini giudicati per due distinte rapine. 7 anni e 6 mesi di reclusione è la pena comminata a Rodolfo Udorovic, di 50 anni, residente Tricesimo, riconosciuto colpevole di rapina dal Tribunale di Udine. I fatti risalgono a fine gennaio 2018. Stando all'accusa, l'uomo, difeso dall'avvocato Pier Aurelio Cicottini, era entrato in un'abitazione a San Daniele scassinando la porta d'ingresso, per poi impadronirsi di 50 euro in contanti e di alcuni gioielli in oro e in argento. Nel frattempo la padrona di casa era rientrata sorprendendolo sul fatto. Il condannato quindi l'aveva spinta facendola cadere a terra per fuggire subito dopo con la rifurtiva. E sempre per rapina il Tribunale di Udine ha condannato Khalifa Bagrar, marocchino di 23 anni residente a San Daniele, per un episodio accaduto nel marzo 2017. Bagrar era accusato di aver convinto, insieme ad altri, un suo coetaneo a seguirlo nel sottopassaggio della stazione delle Corriere di Udine. Circondato, il giovane aveva consegnato una catenina d'oro al gruppo che poi si è allontanato. Successivamente Bagrar aveva incontrato la vittima sulla corriera Fagagna-Udine e, minacciandola di morte, le aveva intimato di ritirare la denuncia sporta qualche giorno prima. Il ragazzo invece si è recato in questura a Udine per denunciare anche la minaccia. Il difensore di Bagrar, l'avvocato Andrea Dri, ha annunciato ricorso. Prima di aggiornarvi sulle ultime dallo stadio Friuli, parliamo ancora di Tribunale, in questo caso del bilancio in tempi di Covid dell'attività del Tribunale di Pordenone. Servizio. La pandemia ha influito e non poco anche sulla giustizia di Pordenone, già provata da un organico ridotto all'osso da tempo, il più spremuto nel nord Italia, con i soli 21 giudici per oltre 400.000 abitanti. Nonostante questo però i processi civili e penali non hanno subito particolari ritardi. I dati sono emersi dal bilancio di fine anno di Tribunale, Avvocati, Sezione Penale e Procura. La criticità è la mancanza del personale amministrativo. Abbiamo una scopertura formale in Tribunale del 30%, nell'ufficio del giudice di pace del 60%. Se queste scoperture non verranno coperte rapidamente, anche perché nei prossimi anni ci saranno ulteriori pensionamenti, si mette a rischio il funzionamento della giustizia. A dare una mano potrebbero essere i fondi riservati ai tribunali dal PNRR, che prevedono nuove assunzioni a fronte dell'abbattimento degli arretrati civili e penali e delle durate dei procedimenti. Ma per Pordenone sono previsti rinforzi contati. In Friuli su 140 posti messi a concorso ne verranno coperti perlomeno nell'immediato solo 70. Questo è per noi una cattiva notizia, perché rischiamo di avere, invece di 20 nuovi funzionari che sarebbero necessari, la metà, se va bene, 10. Meglio va la procura guidata da Raffaele Tito, che conta su un pieno organico e che ha appena sottoscritto un protocollo con l'avvocatura per trasmettere a Trieste gli atti in forma digitale, comodamente consultabili online. Sono passati al Friuli 45 minuti previsti dalle 18:30, momento in cui era previsto il fischio d'inizio di Udinese Salernitana e dunque di fatto l'arbitro Camplone ha decretato la fine del match. Udinese Salernitana diventa una sorta di Juventus Napoli bis. L'Udinese è rimasta negli spogliatoi per i 45 minuti regolamentari, Udinese che appunto lo vedete dalle immagini
immagini, era arrivata allo stadio Friuli regolarmente in vana attesa della Salernitana fermata dal Covid. Allora andiamo da Monica Tosolini per gli ultimi aggiornamenti. Eccoci Francesca, siamo fuori da uno stadio Friuli incredibilmente deserto perché per quello che è il caos Udinese-Salernitana scoppiato esattamente 24 ore fa quando la società campana ha annunciato la presenza di un caso Covid all'interno del gruppo squadra. Un calciatore, pare il terzo portiere, è risultato positivo ai tamponi che poi sono stati rifatti perché la squadra nel frattempo aveva comunque prenotato un volo charter per poter raggiungere Udine nonostante l'ASL li avesse bloccati, quindi avesse impedito la loro partenza con un volo di linea. Purtroppo però a mezzanotte, dopo che sono stati riscontrati altri 2 casi all'interno del gruppo squadra nello staff, la Salernitana ha preso atto della decisione della ASL di non farli partire e di non farli nemmeno svolgere attività agonistica e quindi ha annunciato che loro non sarebbero partiti per il Friuli. Quindi a questo punto la giornata di oggi era decisiva perché si attendeva il responso della Lega, perché era la Lega che doveva dire la sua se la partita veniva rinviata, se veniva depennata, cosa si doveva fare di questa partita. La Lega non si è espressa, l'Udinese quindi si è presentata regolarmente allo stadio alle 18:30, o meglio, arrivata allo stadio un'ora prima, come da prassi. Alle 18:30 era in campo con la terna arbitrale in attesa della Salernitana, sapendo che non si sarebbe presentata, quindi la partita spetterà al giudice sportivo la decisione, nel senso che non essendosi presentato l'avversario ci sarà il 3-0 a tavolino per l'Udinese e poi, come già successo in Juventus-Napoli, probabilmente si andrà per tribunali e si vedrà se alla fine la partita verrà in qualche modo disputata più avanti. Certo è che non si doveva arrivare a una situazione del genere perché la situazione della Salernitana, a parte il caso Covid, ma quella che riguarda la proprietà è nota da mesi, però insomma siamo arrivati a questo punto, un vero caos che stavolta ha coinvolto l'Udinese. Stadio vuoto, partita che non si disputa e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. A te la linea. Torniamo alla cronaca. Uno sciatore di 54 anni ungherese è stato soccorso sulle piste da sci dello Zoncolan attorno alle 13 di oggi, riportato un trauma cranico dopo essersi scontrato con un altro sciatore. È stato soccorso dall'equipaggio della Polizia di Stato in servizio sulle piste e dall'equipaggio sanitario dell'elicottero che lo ha portato all'ospedale di Tolmezzo in condizioni non gravi. Servizio sanitario di eccellenza a livello nazionale, quello dell'elisoccorso regionale del Friuli Venezia Giulia che nel 2022 compie 30 anni. 30 anni di servizio di elisoccorso regionale nel 2022 per il Friuli Venezia Giulia, avviato con un elicottero più piccolo di quello utilizzato oggi. Con personale molto entusiasta, il pilota, gli infermieri, i medici, anestesisti e rianimatori che avevano già una notevole esperienza nell'ambito del trauma. Nel corso degli anni l'attività è andata via via crescendo, portando poi anche il tecnico vericellista, quindi l'attività in montagna, l'attività su tutta la regione, che ha portato ad incrementare il livello di qualità del soccorso avanzato, con delle macchine anche nuove, molto performanti, e quindi è stato veramente un crescendo che poi ha portato anche all'attivazione dell'elisoccorso anche durante le ore notturne. Siamo una realtà che rappresenta un po' l'eccellenza del soccorso sanitario in regione, soccorriamo circa 900 pazienti all'anno e di questi il 30% rappresenta il soccorso in montagna. Abbiamo delle equip che sono formati sono delle equip multidisciplinari perché all'interno c'è il pilota, c'è il tecnico vericellista, ci sono i tecnici del soccorso alpino, i medici che sono anestesisti rianimatori e gli infermieri che provengono da tutte le strutture regionali del Friuli Venezia Giulia, con riferimento come ospedali hub per il trauma Udine e Trieste. È stata richiesta dai privati la nuova piazzola ecologica che sarà realizzata in piazzale 26 luglio a Udine, un modello che secondo l'assessore Olivotto potrà essere ripreso anche in altre città.
Per l'assessore all'ambiente del comune di Udine, Silvana Olivotto, l'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti autorizzata dalla Giunta in piazzale 26 luglio su richiesta ad un esercizio pubblico è esportabile in altre zone della città, in modo particolare nel centro storico. Prevede il posizionamento di specifici cassonetti carrellati posti all'interno di armadiature. I cassonetti sono stati scelti congiuntamente dal locale e dalla NET, quindi sarà tutto molto più decoroso e in linea con l'ambiente, però volevo spiegare che questa attività commerciale sia attivata congiuntamente con la NET, il Comune darà la disponibilità del suolo pubblico, però i costi di questi cassonetti sono a carico dell'attività commerciale e della NET. Noi auspichiamo che anche altre attività commerciali si diano da fare, si attivino, richiedano e possano comunque usufruire di questo servizio. In programma vi sono altre 4 piazzole ecologiche nelle vie Montegrappa, Malborghetto, Sabbadini e Fiducio. E restando a Udine parliamo di una nuova ciclopedonale che partendo da via Friuli porterà al comune di Tavagnacco. A Udine si allarga il percorso delle piste ciclopedonali che collegano la città alla periferia e ai paesi limitrofi. Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione del tratto che collega Udine al comune di Tavagnacco partendo da via Friuli. È una ciclopedonale che viene a costare 111.000 euro circa, però ci sono anche degli espropri e ci saranno dei collegamenti di scolo, perché lì siamo nella zona limitrofa alle Tresemane, quindi con una canalizzazione particolare, ma è molto bella da un punto di vista naturalistico. Un ulteriore collegamento tra Udine e il comune di Tavagnacco attraverso, in questo caso, via Buia, via Friuli, e poi connettiamo quella che è la via di collegamento, che è via Leonacco, fino a via Pascaz, che arriva praticamente al comune di Tavagnacco. Questo va a collegare quello che andremo ad approvare prossimamente, che è l'ulteriore collegamento tra via Friuli e la zona ospedale fino ad arrivare a via Forni, un altro ciclopedonale che porteremo più avanti. Art Bonus, oltre le più rosee aspettative, la misura promossa dalla Regione ha permesso di raccogliere oltre 3 milioni di euro per iniziative culturali. Sono 283 le domande presentate per l'Art Bonus del Friuli Venezia Giulia per un totale di 3,3 milioni di euro. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla cultura Tiziana Gibelli hanno presentato un quadro entusiasta del secondo anno, il primo reale, tenuto conto che nel 2020 si era in piena pandemia, dell'iniziativa per consentire a privati, imprese e fondazioni di finanziare progetti culturali, ottenendo poi un credito d'imposta. È difficile da spiegare anche che c'è un vantaggio consistente per le imprese ed è difficile da spiegare ad alcuni soggetti, molti di loro non l'hanno ancora capito, ma io sono confidente che non devono basarsi sulle risorse pubbliche, che devono cominciare a cercarsi anche quelle private. E nel 2021 è successo un miracolo, nel senso che nessuno di noi, con la situazione che avevamo, poteva immaginarsi che avremmo avuto un successo di questo genere. Il presidente Fedriga ha invece sottolineato come all'inizio era scettico sul progetto, ma i numeri sono eloquenti. Delle 283 domande di finanziamento, 169 sono di fondazioni bancarie, 12 di persone fisiche, 14 di fondazioni e 88 di imprese. Numeri importanti a Pordenone con 106 domande e a Udine con 97. A entrare nel circuito 996 progetti, di cui il 28% finanziato e tra i quali spicca Pordenone Regge con 127.000 euro raccolti e poi un presepio di mosaico di cultura in mago. Tra poco Sport FVG, torneremo sulla partita Udinese-Salernitana che non si è disputata, ma con Udinese che è scesa regolarmente in campo e quindi va verso la vittoria per 3-0 a tavolino, salvo poi eventuali ricorsi e salvo quello che accadrà della Salernitana in futuro. Ne parliamo tra poco, a seguire poi l'appuntamento con le previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.